Come si vive questo momento di crisi? Draghi si presenterà mercoledì alla Camera per la sua relazione, aveva detto che si dimetteva, poi Mattarella ha un po' fermato la cosa. Insomma, come state vivendo anche voi della Lega questo momento un po' di fibrillazione di cui l'Italia ne sta un po' tutti, ne stiamo subendo le conseguenze? Beh, la Lega è un partito molto serio, è entrato dentro questa maggioranza pur non condividendo moltissime cose, perché si era perfettamente resa conto che in assenza di uno sviluppatore di politica, diciamo, a favore del popolo, è noto che le nostre radici e la nostra capacità di lettura della società è tutta sul popolo, in assenza di un partito come il nostro sarebbe successo l'irreparabile. Noi oggi ci vantiamo, parliamo di Lega, che senza di noi sarebbe passata la legge sulla droga, sarebbe passata la legge sullo ius soli, sarebbe passata la legge sull'eutanasia, sarebbe passata la legge sui gender, la legge sulle patrimoniali, quindi la tassa sulle case, che avrebbe distrutto il nostro sistema patrimoniale, sarebbe aumentate ancora più le tasse. Dico, perché racconto questo? Perché siamo entrati là dentro consci che molti probabilmente non avrebbero compreso il valore intrinseco della nostra presenza nel Parlamento in questo momento storico, però ci siamo assunti la responsabilità di bloccare le derive, gli eccessi di alcuni partiti. Certamente il Partito Democratico, ma nel caso specifico l'eccesso del 5 Stelle. Oggi lo stanno dimostrando abbondantemente, cioè loro sono nelle condizioni di fare un ricatto politico, usiamo questi termini, nei confronti della stessa maggioranza e qualora non dovessero essere accontentati uscire fuori. Mi limito a fare la fotografia in questo momento, tutto il resto lo vedremo da qui a qualche giorno. Quali possibili scenari immagina lei? Ma gli scenari possono essere soltanto due, cioè o si va al voto anticipato, evidentemente rispetto alla scadenza naturale, quindi probabilmente in una data comprensiva tra l'ultima settimana di settembre e la prima di ottobre, oppure si va a un ridimensionamento delle ipotesi, diciamo, di contestazione da parte dei 5 Stelle. Lo scopriremo mercoledì prossimo, quando ci sarà il dibattito in aula e dove finalmente sarà esplicitato il pensiero dei 5 Stelle pubblicamente.